Va ora in onda Auto da Fè, un mondo senza testa, una testa senza mondo, un mondo in testa. Jean-Pierre? Buongiorno a tutte le ascoltatrici, buongiorno a tutti gli ascoltatori e ben trovati alla seconda puntata settimanale con la nostra Auto da Fè, che si apre quest'oggi all'insegna di un comandamento, forse due, Fanaiman, di cui spiegheremo l'origine, il significato e tutta la profonda antropologia e sociologia, perché non è una robetta così, oppure Fanaiurec per la nostra trasmissione, perché è tutta da ascoltare, no? Io a questo proposito saluto e ringrazio il nostro ospite Corrado Dugo, che è collegato con noi, in arte Conrad il Brianzolo, così potrete capire che Fanaiman non è né giapponese né greco antico, ma è assolutamente lingua brianzola purissima. Buongiorno a tutti. Buongiorno Corrado, Buongiorno. faccio una brevissima introduzione a beneficio di chi ancora non ti dovesse conoscere. Nasci a Seregno nel 79, vivi e cresci a Erba, famiglia metà lombarda, metà siciliana, il che avrà non pochi riflessi rispetto a ciò che farai successivamente e che continui a fare dal 2017 con molto profitto sicuramente culturale e spero anche profitto che ti consenta di vivere. Studi a Liverpool, ti occupi di comunicazione e aspetti mediatici presso la John Moores University, ti laurei a Milano in linguaggi dei media, quindi sempre nel mondo della comunicazione, all'Università Cattolica nell'ormai lontano 2005. Hai vissuto anche a Milano per un 7-8 anni e hai lavorato alla redazione sportiva di Sky per 11 anni, se non vado errato. Sì. Dopodiché nel 2017 hai creato la pagina Facebook e YouTube Conrad il Brianzolo, che trovate facilmente nel nostro post sulla pagina Facebook della radio, ma che trovate facilmente anche in generale. Pagina Facebook, pagina YouTube e anche pagina Instagram. Risiedi a Pusiano, un piccolo comune di 1300 abitanti in riva all'omonimo lago, e appunto oggi da YouTuber, da videomaker, che già eri, gestisci questa pagina di Conrad il Brianzolo sulle 3 piattaforme, YouTube, Facebook e Instagram, facilissimamente rintracciabile. Allora, TV e social media, partiamo da lì. Qual è il linguaggio che funziona meglio per raccontare la realtà? Ovviamente tu hai scelto a un certo punto questo linguaggio, quindi presumo che sia il più efficace, però ti metto lì un paio di spunti giusto per partire con la nostra conversazione, perché a me mi intrigava capire anche dov'è la Brianza. Primo, se esiste ancora il Brianzolo, punto primo, che è l'oggetto principe della tua analisi sociomediatica, diciamo così. Esiste ancora il Brianzolo e dov'è la Brianza? Quali sono i suoi confini? Non tanto geografici, no? Perché geograficamente, per convenzione, si prende il canale Villoresi a sud, il fiume Adda a est, il fiume Seveso a ovest e a nord più o meno la linea pedemontana tra Como e Lecco, no? Però non è quello il punto. Antropologicamente, qual è il confine della Brianza? Bravo, infatti Emilio Magni, uno scrittore, giornalista, scrittore erbese che ha scritto un sacco di libri sui piatti della cucina brianzola, romanzi ambientati nella vecchia Brianza. Alla domanda quali sono i confini, lui mi rispose: la Brianza è un sentimento. Ecco, fantastico. Al sentimento non possiamo dare confini geografici. No, poi va anche detto che questo sentimento prende corpo perché tu fai servizi in giro per alcuni luoghi, Sì. diciamo così, della Brianza e non sono. Fai servizi con alcune persone e anche alcune aziende del posto che sono capolavori, un trattato di sociologia industriale meravigliosa, uno dopo l'altro, e racconti proprio questa roba qui, cioè lo spirito. Alla fine tu stesso, che hai metà natura siciliana, metà natura brianzola, erbese, sei una sintesi poderosa di questo concetto. Non è tanto il confine, è proprio la sostanza che fa, no? Il sentire. Sì, guarda, chiaramente è qualcosa di, prima di tutto, oltre che italiano, il primo confine è lombardo.
confine non geografico ma di comportamento, no? Ci sono dei luoghi, dei denominatori comuni, no? Nella Lombardia. Poi però il Brianzolo si differenzia molto da Milano o altre province, no? La posizione, la storia. Quindi esiste ancora? Sì, esiste ancora. Allora, sai, si dice no, non c'è più il Brianzolo di una volta. A parte il fatto che molti mi scrivono, sembra che stai raccontando mio padre, mio nonno, mio zio. Sai perché? No, perché a me mi intrigava anche questo, ma il Brianzolo giovane è uguale al Brianzolo antico o no? Ecco, allora, a parte il fatto che ci sono 3 Brianze, no? Quella comasca, lecchese e MB. Allora, più ti avvicini alla città, chiaramente, più è difficile vederne i contorni. Io, per esempio, stando in altissima Brianza, così la chiamo io, e quindi questa Brianza comasca molto vicino alle montagne, no? Quindi tu hai le montagne addosso, cosa che non ti succede nella Bassa Brianza, no? Nella provincia di Monza e Brianza. Quindi qui tu lo vedi più facilmente perché non ci sono i turisti, non ci sono i bauscia, ce ne sono di meno, no? Però il Brianzolo esiste, la domanda è interessante. Io chiaramente, colui che osservo è quel Brianzolo lì. Perché? Perché è quello originale, no? Cioè, è chiaro che il mondo cambia, ma quello che a noi piace, quello che ci caratterizza e ci racconta è quello originale. Quello originale chiaramente puoi vederlo meno. Prima dicevo, lo vedi meno se ti avvicini alla città e lo vedi meno nelle nuove generazioni, ma ciò non significa che non esiste, perché io per esempio, vabbè, sono un boomer, quindi in Italia l'età media è talmente alta che a 45 anni non sei vecchio, in realtà lo sei o comunque sei in mezzo, sei già boomer, sei Generazione già lontano. X, dai, non ti buttar giù. Sì. Però lo vedi, sai, l'ambiente che ci circonda ci influenza e come, quindi vedi ancora le persone che magari non... oggi per esempio tutti vogliono viaggiare, no? Sembra che tu puoi andare dappertutto col trolley, low cost, e invece c'è ancora qualcuno che dice ma io sto bene a casa mia. Cioè devi andare dove, no? Ultimamente io sto sviluppando questo hashtag. Sì, è fenomenale. Dove? Perché è una frase che il nonno, mio padre, mia madre mi hanno detto un sacco di volte. Ma te dai dov'è? Dove devi andare dove? Dove? Che c'hai qua tutta quella montagna. Se stai bene a casa tua. Ma ci sono delle persone che per carattere o per luogo, cultura, educazione si stanno riscoprendo resti a questa moda di vado, faccio ogni weekend. Dove sei andato il lunedì mattina? Dove sei andato sto weekend? Ma vada via chi? Sono stata a mia, sono andato al Penizzolo. Quindi c'è ancora e qualcuno si riscopre Brianzolo anche ovviamente nel consumismo, nel metter via. Ci sono ancora persone anche nelle nuove generazioni influenzate dall'educazione che cercano di resistere. Te lo do io il Black Friday, ma vada via che non ho bisogno di niente. Hai fatto un video bellissimo, quelli che ci seguono poi esploreranno le tue pagine e se lo gusteranno il video sul Black Friday. Però quindi esiste ancora, anche il giovane mantiene i caratteri del vecchio, diciamo così. Chiaramente non tutti, aggiornati. ma c'è un Brianzolo in ognuno di noi. Pensa al riscaldamento con tema dell'inverno. Io ci sono ancora quelli che no, io non accendo, c'è la stufa a pelle e diventa una gara chi accende più tardi il riscaldamento, no? E quantomeno io credo che sia bello far vivere, raccontare, ricordare questi concetti, che non è neanche un'educazione, è un modo di vivere, no? Poi chiaramente oggi il mondo è cambiato, ma questo non significa che non ci sia un Brianzolo dentro ognuno di noi. In qualche modo tutti
tutti, c'è chi resiste al consumismo, c'è chi vuole fare la resistenza ai viaggi, eccetera, e poi la discarica, un tema che è un'altra serie memorabile sulla discarica, c'è un video favoloso. l'abitudine di andare in discarica che io ho Cosa significa la discarica per il Brianzola? è una pulizia interiore la discarica. È la metafora del pulirsi interiormente. Del fare ordine nella tua vita, del buttare via quello che è vecchio. A volte vai a vedere cosa hanno buttato via gli altri, magari serve a me. Però ogni sabato c'è qualcuno che va in discarica, no? Quindi dici, ma non esiste più quel Brianzola. Ma poi ti giri, dove eri stamattina? Sono in discarica. C'è un mio amico mi fa, oggi sono andato 7 volte avanti e indietro, capito? Quindi in realtà è parte di noi, c'è chi sabato mattina va al mare, se sei nato a Siracusa, in Brianza va in discarica. Ecco, a proposito di Siracusa, qual è stata, come dire, il lascito, la formazione, ciò che ti è rimasto di questa tua duplice natura, che tu evidenzi chiaramente, no? Il contrasto Brianza-Sicilia, che cosa ti ha rivelato, cosa ti ha dato nel corso degli anni? Ma tantissimo, guarda, se fossi stato Brianzolo 100% non avrei potuto vedere e raccontare queste cose. Infatti il Brianzolo si riconosce nel racconto, ma all'inizio la prima domanda è allora cosa c'è di strano? Capito? Non ha termine di paragone, diciamo. Bravo, mia madre ti guarda come dire, allora perché c'è un altro modo di vivere. In realtà io nasco... mio papà nasce a Erba, ma anche se nasce a Erba, l'anima è da genitori siciliani, e io cresco con 2 nonne, una profondamente nordica e una siciliana emigrata. Ma vedevi questa differenza, ti arrivava addosso in una maniera che ti crea confusione, te la porti tutta la vita. Mia nonna nordica non mangiava niente, cucina immacolata, divani immacolati, l'atteggiamento nella vita era cosa dobbiamo fare? Finché siamo qui, cioè la vita è una sofferenza, una legnata a cui resistere. Bisogna far fatica, come scrivi poi nel libro. Poi ci arriviamo al libro. La siciliana friggeva tutti i giorni, voleva invitare gente a mangiare, ogni giorno una festa, voleva cucinare. Infatti mia madre nordica guardava la suocera e diceva, ma questi pensano solo a mangiare. Ecco, tu vedi le distanze, una celebrava la vita col cibo e l'altra non voleva manco sporcare la cucina, e quindi tu nasci con questi due opposti. Certo, te hai rischiato la schizofrenia. Sì, ma penso di esserci la schizofrenia. Non so se l'ho proprio evitata. No, tra l'altro tu sulla tua pagina Facebook la introduci, la tua pagina Facebook, con una bellissima frase, secondo me: il mondo visto da un Brianzolo, quindi tu ti identifichi come tale, ridendo dei difetti e esaltandone i pregi. E allora io ti chiedo quali sono i difetti e i pregi fondamentali, essenziali del Brianzolo. Poi arriviamo al tuo libro, perché l'ho letto con un gusto che non provavo da anni leggendo un libro. Comunque ne parliamo dopo. Difetti e pregi. Pregi e difetti, ti direi i pregi sicuramente quello di mettere la fatica nelle cose che fa, non cerca continuamente il piacere, la distrazione, ma l'abnegazione, l'amore per quello che fa. È una persona fedele al suo lavoro, fedele al suo territorio, molto radicato. Non è una persona che oggi sono qui, domani me ne vado, e questo ti dà un senso di fiducia, di stabilità. È molto regolare, è fedele, fai fatica a entrare in confidenza, a guadagnarne la fiducia, però è una persona fedele che ti vuole bene. Se ti vuole bene non è falsa, perché piuttosto ti manda a fanculo, e gli piace anche insultarti, gli piace. Tu pensi che in Brianza, in Sicilia, dottore, buongiorno, cioè tutta questa formalità, cerimonia. Bravo, cerimonia. Brianzolo, a me nei peggiori bar di Pusiano mi dicono ciao Conrad il Terone, e questo è il loro modo di volerti bene. Però sono sinceri, no? Piuttosto ti insultano, ma sai che è il loro modo di volerti bene.
I difetti chiaramente non sono persone che cambiano facilmente, sono piuttosto rigide nel loro modo di vivere. Il diverso gli dà fastidio, non gli piace, gli fa paura e gli dà pure fastidio. Il difetto che a volte vola troppo basso, no? Per schivare il sasso. Bravo, vola basso e schiva i sassi. E questo, tu pensa, nelle vecchie generazioni loro lavoravano, si ammazzavano di lavoro, ma al contrario di un meridionale che vola alto, che sogna di portare la sua azienda chissà dove, il Brianzolo era molto schiscio. La macchina del Brianzolo è il Pandino. Il Pandino, è vero. Quindi ne hai fatto un'altra serie di memorabili ricostruzioni. Il vero Brianzolo, il mio Brianzolo non è in giro col Cayenne. Se non è il Ranzani, diciamo. Bravo, non è il Ranzani, anche perché è meglio non far vedere che hai fatto i soldi alla gente e alla Guardia di Finanza. Quindi Pandino, discarica e poi apriremo il capitolo tasse, perché anche nel tuo libro è fenomenale, ma ci arriviamo. Senti, capitolo Milano. Io a questo punto vorrei chiedere a Francesco, che ci sta facendo la regia, di mandare un tuo video, uno dei tanti tuoi video che illustra in qualche modo il rapporto tra il Brianzolo e Milano. Qui siamo a City Life, niente un po' di meno. Vai Francesco. Non sentiamo l'audio, però io non sto sentendo l'audio. E anch'io. Te lo do io. Eccolo, sì. City Life, le tre torri. E la sede Vula Bassi scrive SAS, qui le case vengono vendute a 10-15 mila metro quadro. Quindi un appartamento da 50 metri quadrati, mezzo milione di euro, 100 metri quadrati, 1 milione / 1,5 milioni. Quello della Ferragni ovviamente è un attico, 300 metri quadrati, l'ha comprato a 10,5 milioni, però c'è dietro le tre torri. Sapete cosa mi sembra? La nave da crociera. Sembra di essere al porto, devi salire sulla nave da crociera. Spese condominiali, allora, in base ai metri quadrati, possono arrivare a 17.000 euro all'anno di spese condominiali. Che poi i ricchi qui le fanno le riunioni condominiali. E se sì, cos'è una sfilata di moda la riunione condominiale? Quel senso di eleganza fastidiosa, artificiale, dà l'idea di tutto falso. Un po' come la beneficenza della Ferragni. C'è anche un po' di verde, se questo potete chiamarlo verde. La denuncia. Possiamo chiamarlo verde? Possiamo chiamarlo verde? Cosa ne sapete voi del Segrino di Pusiano? Non è neanche vita vera. Bar Brianzoli, dove c'è dentro il vecchio che beve il bianchino. Già la mattina, dov'è qua? Al Denò. E la discarica dov'è qui? Chissà dove devi andare. Pensa, gente che non va neanche in discarica perché vive una vita lontana dalla normalità. E quindi te lo do io City Life, le tre torri, gli architetti da tutto il mondo. Ma vai in Brianza, ti fai su una bella villa tua, tutta tua, senza condomini, senza spese condominiali. Chiudi le ante, ma non ci saranno neanche le ante, tutto aperto, tutto figo. Te lo do io City Life, ma vada via. Allora, qui c'è tutto il rapporto con Milano anche, no? E poi c'è un'altra locuzione tipica del Brianzolo, e quindi, perché ogni cosa deve avere una conseguenza subito, palpabile, quindi, pragmatica. Quindi... Sì, se parli troppo, no, se parli troppo, allora, e quindi se fermi, ciao, allora, Ecco, ascolta, ma il rapporto con Milano, tu ci hai anche vissuto, no? Sì. Che rapporto ha il Brianzolo con il milanese? C'è un altro video che non cito, ma lo scopriranno le nostre ascoltatrici e ascoltatori, dove te sei in Piazza Duomo, no? E spieghi qual è il rapporto del Brianzolo con Milano e con i milanesi. Milanesi si fa per dire, perché anche lì ormai vai a trovarlo il milanese. Non è certamente quello imbruttito, perché secondo me non rappresenta niente, lo dico da milanese acquisito, perché anch'io sono partito dalla Brianza, un po' larga, dalle parti di Saronno, era provincia di Milano quando sono nato io, Cogliate, ma adesso è Monza e Brianza, quindi posso dirmi Brianzolo a posteriori, diciamo. Però anch'io sono partito da là e sono arrivato a Milano. Secondo me il milanese imbruttito non c'entra niente, ma torniamo a bomba. Il Brianzolo con Milano e i milanesi che rapporti ha? È terribile. No, va... No.
ci va a Te hai fatto lavorare. poi, scusami, faccio una piccola parentesi, ma anche a me mi ha sempre dato l'idea, quella roba lì di City Life, dell'architetta Hadid, della nave da crociera. Lì c'è un porto che sta per partire la nave, è una roba orribile. Comunque, chiudo la parentesi. Perché poi Milano. quell'eleganza ormai veramente lontana dalla realtà, sei a disagio, no? Dici, vabbè, ma in realtà poi Milano, ecco, certo, non avere budget, una bella casa indipendente a Milano, no, il rapporto con Milano è un po' che non faccio un video, devo andare giù a Milano a fare un bel video. Ma non ogni 30 anni, non ogni 30 anni come il Brianzolo, eh. Sì, bravo. Secondo me il Brianzolo, soprattutto, vedi, anche lì, se vivi a Seregno e lavori a Milano, sei costretto a frequentarla e poi magari ci vai anche a fare la serata. Qui c'è gente a Erba, secondo me, che non ha ancora visto i Navigli rifatti. Non ti dico City Life, cioè veramente... o sei obbligato ad andare per lavoro, ma poi vengono al bar e ti dicono: oh, domani devo andare a Milano, ci pensano il primo, devo partire prima per arrivare prima, per andare via prima, e l'area B, C, D, ma vada via, è nervoso perché poi non sa dove parcheggiare, non sa dove, nervosissimo nell'andare a Milano. Chiaramente se è lavoro si va, però va tonando, tirando giù tutti i santi. E lo stile di vita è completamente diverso, cioè ci sono delle cose in comune, ovviamente imbruttiti tutti e due, usiamo questo aggettivo per evitare, però il milanese lavora per fatturare, fattura per viaggiare, e allora il weekendino sono andato qui, là, su, giù, la moda dei viaggi. Quest'estate sono andato in Cambogia, in Oman, il Brianzolo, te lo do io l'Oman, Asan, vai al Cornizzolo. Quindi è un guadagnare per viaggiare, per spendere, per uscire tutte le sere, teatro, ristorante, ballare, cioè un tenore di vita altissimo, fatto di stimoli continui. E invece il Brianzolo è Fanaimane metti via che domani si sa mia. Quindi il basso profilo, il milanese, ecco, non ha mai il basso profilo il milanese. Altra cosa, tu dici del Brianzolo che alla fine ama essere raccontato, no? È schivo, ma non è permaloso. Prima cosa, è ancora così. E poi nessuno si è mai veramente arrabbiato per ciò che hai pubblicato? No. Ogni tanto arriva uno a lamentarsi, ma basta prendere in giro i Brianzoli e le napoletane. Ma vedi che sei io ho detto, sei proprio un napoletano permaloso. Non è che, cioè, vedi, si offende lui, mi fa, se io fossi un Brianzolo mi offenderei, ma è proprio perché non sei Brianzolo che ti offendi. È vero, il Brianzolo gli piace essere raccontato, questo è particolare perché ecco, al sud, per esempio, io ci sono stato anche a fare dei lavori con la telecamera, sono molto aperti. Se tu metti una telecamera accesa a Catania, loro arrivano e ti vogliono parlare. Non si sa bene cosa vogliono dire, ma vogliono parlare. Invece da queste parti arrivi con la telecamera, oh, tira il via con quella roba che no, cioè non vuole, no? Devi essere molto... Però poi se tu parli male o fai un'ironia, non parlare male, ma ironia, presa in giro, provocazione, su certe caratteristiche al sud sono molto più suscettibili. Devo dire che il Brianzolo si compiace, gli piace che tu esalti i suoi difetti con ironia, gli piace che si parli di lui, anche perché è un personaggio provinciale, marginale. Beh, poi ha un'ironia tutta sua, perché anche nelle tue chiacchierate in discarica viene fuori con certi personaggi sono terribilmente non comici ma ironici. C'è un'ironia brianzola, no? Sì, guarda, è la presa in giro abbastanza aggressiva, è un'ironia aggressiva. I maestri Aldo, Giovanni e Giacomo in questo, che sono milanesi, 2 su 3, uno così, ma loro hanno quell'ironia un po' aggressiva
che forse è lombarda, quello di prenderti per il culo. Ero in discarica, c'era un signore che conoscevo, che ha passato gli 80, e gli faccio: allora, ma secchi in discarica? Lui mi guarda, bello sport, e fa: vai bene te che sei in piedi a balle. Sei in piedi È a balle. una definizione del tuo lavoro favolosa, no? Fantastico. Ecco, lui poi non sopporta l'influenza del Pirla. Ecco, io sono uno in piedi a balle. Questa è l'ironia, è il modo di... Chiamala ironia, però ti smonta tutto. Ma sai che È un'ironia abbastanza aggressiva. potrei farla mia per il mio mestiere, quella definizione lì. Anche il giornalista Sì, è in piedi a balle. è in piedi a balle. Cosa fai nella vita? La radio, sì, ma di lavoro. Di lavoro cosa fa? Di lavoro. Figurati il chitarrista o il musicista, come tu hai raccontato, no? Se Bravo. te gli dici che fai il musicista, ti dici sì, ma che lavoro fai? Sì, musicista, no, ma di lavoro. Sono la chitarra, di lavoro, perché non è previsto che tu viva con dell'arte, devi avere le mani sporche di qualcosa, capito? Senti, il tempo stravola, sono le 10:56, però io ti devo chiedere, per il Brianzono, mi viene da chiederti, che cosa sono i sogni? Cos'è il piacere? Che rapporto ha con la passione e al contrario con la ragione? Senti che belle domande. E poi una roba che mi incuriosisce, ma tu hai mai trovato un Brianzolo che ha proprio sconvolto la tua idea del Brianzolo tipo? No, no, ogni tanto mi sconvolge. Ecco, sì, mi può sconvolgere se un Brianzolo a un certo punto dice: ho capito che devo vivere la vita, il presente. Questa è la grande rivoluzione che può fare il Brianzolo, perché tu mi chiedevi i sogni. La prima cosa che gli viene in mente al Brianzolo, se parli di sogni, è vincere il Super Enalotto, li prende, li mette via, non cambia la sua vita. Non è che vuole andare a vivere alle Maldive sulla sdraio, sul lettino, va via di testa. Il suo sogno è avere la tranquillità. Forse il primo sogno è quello, sì, di avere tanti soldi, ma per essere tranquillo. Lui vuole essere tranquillo. E forse la vita che ama è quella, se non è in bottega, è al cornizzolo, nella natura, non ha bisogno di niente, di nessuno. Sai, sarebbe facile dire il suo sogno è ricco, non pagare le tasse e avere via un sacco di soldi. Però più in profondità, secondo me, il suo sogno è quello di essere una persona libera, di non dover avere a che fare col mondo, con le regole, con le tasse, con le persone, isolarsi e stare tranquillo. E in fondo lui probabilmente nel mettere via soldi, che può sembrare solo un discorso veniale, economico, cerca una tranquillità. Ecco, secondo me il Sì. sogno di un Brianzolo è la tranquillità. Ecco, non facciamo in tempo ad affrontare tutte le questioni, perché i sogni, le Dovremmo stare passioni, qua fino alle 2. sì, ma ci risentiamo un'altra volta. Però io voglio citare, prima di salutarci, due cose velocissime. La prima, ma anche qui ci ritorneremo, il libro che tu hai fatto nel 18, se non erro, no? Però si trova ancora oggi facilissimamente. Peraltro, veramente mi viene da dire altro che il libro di Bruno Vespa. Se volete fare un bel regalo per Natale, questo qua è il libro. Yes. Una vita, 10 comandamenti per una vita da Brianzolo, di Conrad con la K, il Brianzolo. È diviso per capitoli, 10 capitoli o comandamenti, ed è una sorta di raccolta di comportamenti, valori, principi, abitudini, fissazioni del Brianzolo. Il primo comandamento, e qui veniamo all'inizio della conversazione, lavora, è Fanaiman. Fanaiman non è giapponese, non è greco, ma significa, Corrado? Fai andare le mani, fai andare... Allora nasce da Fandaiman, in Lombardia si dice... Dati da fare, Bergamo, lavora. bravo, fai andare le mani nel senso di lavorare, non di picchiare qualcuno, ma lui ce l'ha dentro nel lavoro, ma poi, e poi va in discarica, allora un altro Fanaiman, il giardino, poi va in montagna, Fanai Gamp, lui si deve muovere quasi sempre con le mani, nel tempo libero con le gambe. È una locuzione che io ho voluto fare mia, in Lombardia è Fandaiman, molto usato a Bergamo, anche a Milano. Io l'ho voluto accorciare, rendere un po' più aggressiva e veloce, Fanaiman, e da lì è nato poi Fanai Gamp, Fanalco, che in dialetto è il cervello,
e Fanà, però è una persona inquieta, quindi la prima regola è Fanayman. Ecco, poi ci sono tanti altri comandamenti che scoprirete nel libro. Trovate il link anche sul nostro post, sulla pagina Sai Facebook, chi si ma lo diverte trovate a leggerlo facilmente. anche? Lo regalano a stranieri, forestieri, gente che non è brianzola, per imparare a capire la mentalità. Mio cognato ha sposato una brianzola, mia sorella, e viene da Boston, e infatti a Natale se lo trova là. È una piccola guida per capire i brianzoli. Allora, dobbiamo salutarci qua, però io voglio fare riferimento, poi parleremo delle imprese, perché tu ogni tanto vai a trovare anche imprenditori locali, piccole imprese, medie imprese brianzole, e anche quello è un mondo, è una galassia. Sì. Però vorrei chiudere ho visto un tuo bellissimo omaggio a Silvio Berlusconi. Un saluto meraviglioso a Silvio. Hai seguito anche il suo Monza, hai intervistato Galliani, Sì. un'altra bellissima intervista. Allora, Silvio è l'emblema del Brianzolo, secondo te? Silvio è stato capace, no, la caratteristica più grande di Silvio secondo me non è Brianzola, o meglio, lui ha unito due cose fantastiche, la brianzolità e la milanesità probabilmente, perché grande lavoratore Fanayman, cioè io alla sua età ero un pirla che guardava MTV, andava all'università, questo pensava già, cioè si fa dare i soldi dal padre per iniziare la prima attività, quindi uno spirito imprenditoriale, un Fanayman che lui in questo è brianzolo e si alzava la mattina e tutto il giorno e la sera, la notte, cioè non smetteva mai. Però non è del tutto brianzolo, non sarebbe giusto, perché lui non era Vula Bass. Cioè, No. uno che pensa di dopo che ha costruito Milano 2 eccetera eccetera, si mette in testa di fare una televisione nazionale e si mette in testa di fare 3 canali, non uno, per andare contro la Rai, cioè questo non è un uomo che volava basso, ha volato tanto alto. Ha volato tanto alto, è riuscito a tramutare i suoi sogni in realtà. Il brianzolo, forse quello delle nuove generazioni, vedo dei cinquantenni oggi che hanno preso le aziende di famiglia, ci sono 2 brianzoli, quelli che li sputtanano le aziende di famiglia e quelli che li fanno volare nel mondo. Sì. Però Silvio, che è della vecchia generazione, aveva già dentro di sé questa capacità di sognare molto in grande, perché se non avesse avuto quella capacità non avrebbe fatto quello che ha fatto. Allora, ci dobbiamo salutare. Cercate sui 3 canali Facebook, YouTube e Instagram Conrad con la K, il Brianzolo. Corrado, noi ci risentiamo. Intanto grazie. Volentieri, grazie a presto. a te, è stato bello. Anche grazie per me. Giulio e saluto Ciao a tutti gli ascoltatori. Ciao, Fanayman, Col dente stretto si pronuncia questa frase. Sì, sì. Ciao. Ciao.